private per il nuovo servizio è stato rilevato che ci sono alcune offerte anomale che vanno chiaramente verificate e controllate. Se non si definisce prima l'assegnazione della gara al nuovo vincitore dell'appalto, al nuovo vincitore della gara, naturalmente non si può dare l'assegnazione, e questo è il motivo per cui abbiamo dovuto prorogare per 15 giorni. Nel frattempo avremo modo, dopo aver verificato la regolarità delle offerte e quindi assegnato l'appalto, avremo modo di ragionare sia con l'azienda e la struttura che vincerà, la cooperativa o l'impresa sociale che vincerà l'appalto, sia con le forze sociali che rappresentano i lavoratori, sia con le confederazioni, le centrali cooperative, perché siamo nelle condizioni di poter discutere, dopo aver appunto assegnato il nuovo appalto, di poter discutere su quale tipo di organizzazione questi vogliono dare al servizio degli asili nido, se questo è confacente al mantenimento della qualità delle prestazioni che finora ci sono state, e capire anche l'impatto occupazionale che queste possono avere, perché noi crediamo che ci siano margini per un'organizzazione che consenta efficienza del servizio, e speriamo anche attraverso un rapporto tra le organizzazioni dei lavoratori e le centrali cooperative recuperare il massimo, ridurre al minimo l'impatto occupazionale, la riduzione dell'occupazione che in questo caso ci può essere. Peraltro ricordo, avevo già detto in questo Consiglio, questo appalto ha una valenza quadrimestrale. Noi in questi 4 mesi, anzi nei prossimi 2 mesi, ci confronteremo con tutte le forze politiche, con le forze sociali.